Allora, ne abbiamo parlato, cari amici di Verde Nord-Est, della sostenibilità della pesca delle vongole, e noi siamo in compagnia, vogliamo farvi vedere alle nostre spalle poi cosa sta succedendo. Siamo in compagnia di Benvenuto Tiozzo, che è amministratore delegato della OP Bivalvia Veneto. Allora, signor Tiozzo, cosa sta succedendo alle nostre spalle? Niente, stiamo facendo la pentolona, come la chiamiamo noi, con le vongole in cassopipa, nome Chioggiotto, e questa è una cosa che andiamo un po' in giro per il Veneto a promuovere. Allora, un bel traguardo, questo lo vogliamo dire, perché riuscire a dare un prodotto attraverso la pesca sostenibile è un bel messaggio che diamo ai nostri consumatori da casa. Questo è un bel prodotto, una bella cosa, la prima cosa che succede qui nel Mediterraneo. Stiamo lavorando da parecchi anni per arrivare a questo punto qua, speriamo di portarci ancora meglio di questo. Vendiamo abbastanza bene, adesso siamo in fermo pesca, riprendiamo qui il 1° agosto e andiamo avanti così. Ecco, il fatto che ci sia anche un fermo pesca vuol dire che c'è rispetto per l'ambiente naturale, che dà da vivere a tante famiglie dei pescatori veneti, e soprattutto dà un prodotto davvero buono. Certo, noi facciamo dai 3 ai 4 mesi di fermo pesca all'anno, conforme il prodotto che resta in mare, conforme lo sforzo di pesca, conforme il tempo, un po' tutto quanto, l'andamento del commercio ci porta a sopravvivere diciamo bene un pochino tutti quanti, e la gente sta bene così. Allora, lo raccontiamo in chiusura con Benvenuto Tiozzo, amministratore delegato di OPV Bivalvia Veneto. Non è un mestiere facile, perché a che ora iniziate ad andare a pescare? Beh, noi abbiamo un'ordinanza che possiamo uscire dall'1 di notte, usciamo verso l'1, le 2, le 3, conforme l'ordinativo e la modalità di pesca, la zona di pesca che scegliamo. Ogni giorno scegliamo una zona di pesca diversa per non fare uno sforzo di pesca ulteriore nelle stesse zone. Torniamo intorno a mezzogiorno, alle 10, alle 11, alle 2 del pomeriggio, e vendiamo direttamente il prodotto sui mercati a ingrosso. Allora, grazie a Benvenuto Tiozzo, amministratore delegato di OPV Bivalvia Veneto.